Uno spazio importante è stato dedicato alla mostra florivivaistica, un'esposizione di piante grasse realizzata con grande gusto e creatività nell'accogliente area del parco. All'interno del Festival Florina Singiallo è presente la mostra florivivaistica che è stata curata dalla signora Pinuccia e dalla signora Luisa. Sì, e a me è iniziata questa passione già da diversi anni. 30 anni fa la prima pianta è stata un cereuso, che è un albero grandissimo, e così abbiamo continuato con le piante grasse. Quindi quest'anno il sindaco ha voluto fare un omaggio anche a noi, perché è un piacere questo per noi, sia per me che per Luisa, e abbiamo realizzato un mini giardinetto. Quali sono le particolarità o le cose che ci vuole segnalare? Beh, sono tutte particolari. Queste che stanno almeno in questa zona hanno bisogno di pochissima acqua, molto sole, non solo diretto, anche in ombra. Alcune sì, queste qua il sole diretto, altre no. Le volevo chiedere, sono comunque tutte piante esotiche e da dove vengono? Messico, Madagascar, America, ce n'è da tutte le parti. Poi le opunzie, quelle ce le abbiamo quasi tutte, dai, che sono queste qua. Molte varietà hanno spine, altre di meno. I frutti più o meno sono tutti uguali, solo che qua i frutti li vediamo molto di rado, invece nel loro habitat naturale, a parte le nostre, quelle sarde o altre, che fioriscono molto più facilmente. La seconda giornata del Festival Florina Singiallo, l'Isola dei Misteri, si è aperta con l'incontro Dalla pagina allo schermo, dedicato alla trasposizione cinematografica e televisiva del testo letterario e che ha coinvolto tutti gli autori. Tra i diversi linguaggi è presente anche il fumetto con Diabolic e The Vacant, ai quali è dedicata una mostra e di cui Andrea Carlo Cappi è appassionato ed esperto. Oggi abbiamo parlato di scrivere anche per altri mezzi di comunicazione come la scrittura e il cinema. Lei ha detto che preferisce la radio. Preferisco la radio perché in effetti lavorando per un serial radiofonico Matari con Veronica Pivetti mi sono trovato lavorando perfettamente con tutte le persone con cui interagivo, trovando tecnici fonici che sono riusciti a fare delle cose meravigliose, quindi si è creato veramente un habitat lavorativo straordinario. Con il cinema ho vissuto momenti interessanti, per esempio ho avuto un pomeriggio di conversazione con Edvige Fenech, che a un certo punto doveva produrre una serie di cartoni animati noir umoristici su cui stavo lavorando, e poi, come molto spesso capita nel mondo del cinema e della televisione, quasi nulla di quello che viene progettato riesce ad arrivare in porto, però ogni tanto ci sono dei momenti piacevoli come conoscere una star leggendaria del cinema italiano. Quindi ci sono i lati positivi e i lati negativi. I lati negativi è che non tutti questi progetti meravigliosi riescono ad arrivare a destinazione. Un esempio pare che sia il film su Diabolic. Quello è una leggenda oramai, perché il primo film di Diabolic fu fatto alla fine degli anni 60 e in realtà non era molto fedele ai fumetti, era molto legato a quel tipo di cinema che in un certo senso sfruttava il genere James Bond, quindi era più un ibrido tra il cinema dell'avventura ipertecnologica alla James Bond, piuttosto che il fumetto portato veramente al cinema. Da una decina d'anni a questa parte si sta cercando di realizzare un film che invece sia fedele al fumetto, anche lo spirito noir del personaggio, alla sua cattiveria, che è quello che ce l'ha fatto amare. E c'è questo duello tra l'anima italiana del personaggio e i produttori francesi, che invece vorrebbero fare un film che guadagni un sacco di soldi, anche se non è fedele al personaggio che noi amiamo. Invece noi che amiamo Diabolic vorremmo vedere portato sullo schermo un Diabolic noir, cattivo, con i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi aspetti umani e a volte anche disumani,
con un'Eva Kant che non sia soltanto una top model, ma sia una Eva Kant incarnata con tutte le caratteristiche di questo personaggio che ha una sua complessità, e quindi c'è questo braccio di ferro che dura da un decennio e che ha visto coinvolti anche parecchi scrittori italiani, anche me che avevo preparato una sorta di breviario su come dovrebbe essere Diabolic una volta trasferito dalla pagina fumetti allo schermo cinematografico. Vediamo se un giorno questo braccio di ferro avrà come vincitore Diabolic, che altrimenti punirà i produttori con qualche pugnalata alle spalle come fa per risolvere di solito i suoi problemi. La storia di Dalla pagina allo schermo in Italia è una storia strana, complicata e accompagnata da sempre da una cosa buffa, che è una delle osservazioni che vorrei mettere in comune stamane, e cioè una sorta di pudore complesso di colpa che ha quasi sempre afflitto sia gli scrittori sia, diciamo, gli artisti audiovisivi, gli registi, gli sceneggiatori. Siamo con Giorgio Gosetti, una personalità molto conosciuta nel mondo del cinema e non solo, ha collaborato ed è stato vice direttore del Festival di Venezia, ha collaborato col Festival di Roma, ha fondato il Noir Festival di Courmayeur, e oggi abbiamo parlato di scrittura per il cinema e scrittura per la letteratura. Sì, abbiamo parlato e raccontato come l'Italia sia storicamente un paese che ha il noir nel sangue, che ha dedicato alcune delle sue più belle pagine cinematografiche a quello che potremmo chiamare il noir. Basti pensare agli esordi di Michelangelo Antonioni, al cinema cosiddetto impegnato di Elio Petri, Florestano Vancini, Francesco Rosi. Le mani sulla città è uno straordinario noir nella storia del cinema italiano, ma si sia sempre un po' vergognato di chiamarlo noir, vergognato di chiamarlo giallo, vergognato di riconoscersi anche in queste categorie, finché una generazione di scrittori invece è riuscita a rompere, diciamo, il muro del silenzio e il muro della considerazione svilente di questo genere, diventando non solo una grande generazione di scrittori italiani, pensiamo a Carlo Lucarelli, Marcello Fois, Giancarlo De Cataldo, Massimo Carlotto, che sono invidiati ovunque, Andrea Camilleri ovviamente, Leonardo Sciascia, perché no, che insieme a Gadda è uno dei due grandi maestri di questa tradizione italiana, e a rimettere in corsa un paese a volersi raccontare anche attraverso le pagine che ufficialmente si considerano più deteriori, spaventose, misteriose, ma che sono la nostra memoria collettiva. I misteri italiani a cui dedica tanta attenzione Carlo Lucarelli sono le pagine non spiegate della nostra storia, e guardarle, capirle, riconsiderarle con gli strumenti della narrazione, di immagini, di parola, perfino di fumetto, significa riappropriarci della nostra storia e quindi capire meglio la nostra realtà. Ma ha fatto un discorso molto interessante anche sulla scrittura, sulle sceneggiature, ha fatto anche un confronto sulle sceneggiature televisive tra l'America e l'Italia, è molto interessante. Questa è una difficile storia che riguarda la sceneggiatura e il racconto televisivo italiano. Noi abbiamo anche qui, lo ricordava stamane qualcuno degli intervenuti, una bellissima tradizione nel cosiddetto romanzo sceneggiato, che dovrebbe rendere molto orgogliosa l'Italia della sua televisione di un tempo, in cui dal tenente Sheridan fino al Segno del Comando abbiamo insegnato come le atmosfere potessero essere il modo in cui si raccontava la paura, l'angoscia e anche poi la storia. Abbiamo attraverso il nostro sceneggiato tessuto dei fili fra una tradizione letteraria importante, Verga, certa parte di Pirandello, Gadda per l'appunto, sono maestri di questa scrittura che mette insieme tanti elementi anche appassionanti. La televisione italiana di oggi ha preso in carico proprio i grandi scrittori italiani, li ha usati molto, li ha fatti sceneggiatori spesso, ma probabilmente ancora oggi non li sa usare
per quello che possono dare, così come il nostro cinema che tenta a pezzi e bocconi finalmente di riappropriarsi con orgoglio di questa tradizione. Penso alla Ragazza del Lago, per esempio, di Andrea Molaioli, che è un bellissimo esempio di noir contemporaneo, ma penso anche a Gomorra di Garrone, perfino al Divo di Paolo Sorrentino, che già aveva fatto uno straordinario noir con le conseguenze dell'amore. Ovviamente la televisione altrove sperimenta di più, rischia di più, inventa di più. La nostra televisione è pigra, cerca di mettere sempre tutto nella scatola di alcune convenzioni che appartengono più alla commedia all'italiana che non al noir. Pensate a Don Matteo o il Maresciallo Rocca, no? Spunti che vengono dal mistero, dal noir, dall'indagine, che poi invece sono trattati un po' come una commediola all'italiana. Se fossimo un po' più ambiziosi, se osassimo sperimentare attraverso la televisione, probabilmente avremmo anche in questo settore quello che ancora ci manca, cioè l'anello mancante fra una grande vitalità della pagina scritta, una grande potenzialità della pagina filmata, il cinema, e la grande divulgazione che è data dalla televisione. Per questo ci piace tanto Blu Notte di Carlo Lucarelli, che è a metà fra il documentario, la narrazione, la ricostruzione, l'indagine, perché è quell'anello mancante che troppo spesso la nostra televisione ignora.